Sono ancora io. E adesso ci sto per un po' anche qua. Allora, Auro Palomba, che dovrebbe essere collegato, perché ha avuto la bella idea che di lasciarmi qui da sola. E quindi, Auro, Io ci eccoti qua. sono, buongiorno. Ah, ok. Allora, Anzi, essendo urbano, io saluto tutti e mi spiace non essere lì. Dopo 32 mesi ho preso anch'io il Covid quando pensavo di essere invincibile, l'ho preso nella settimana giusta per hai fatto dimostrare che... apposta, hai fatto Sì, ma apposta. volevo dimostrare Dillo. che nelle aziende l'imprenditore non è necessario, così noi facciamo il passaggio generazionale di community in diretta, no? È una notizia? Hai visto? No, giusto per sapere. Guarda che diventi rosso. Sai che quando le persone diventano rosse, sì, un pochino, diciamo. Va bene, cambiamo argomento. Dobbiamo parlare della comunicazione. Allora, no, Eccoci qua. questo è un argomento molto serio, invece. Adesso mi siedo. Perché nelle imprese di famiglia, io faccio la giornalista da tantissimi anni e lui fa ovviamente il comunicatore. Prima però ha fatto il giornalista. Nelle imprese di famiglia in genere, si pensa che la comunicazione sia una cosa di secondo livello, spesso e volentieri, no, quindi ti arriva in redazione, ti arriva la cosa e dici: "Mi puoi pubblicare la foto di questo, questo, questo?" Cioè, tante richieste che sono molto difficili e che indicano che qualcosa non funziona nell'azienda, ma questo lo spiega lui perché se no dice: "Perché mi hai fatto venire qua?" Prego. Grazie. No, il tema è che tu vedi il pezzo finale, cioè tu vedi la cosa che è arrivata sul tuo tavolo in redazione, sulla tua scrivania. In realtà quella cosa, quel comunicato, quell'output che tu vedi è frutto di un processo lunghissimo e complessissimo, spesso in riduzione, no? Perché il problema non è che per le aziende familiari la comunicazione è un fatto secondario, è che è molto importante. Ma siccome la comunicazione in tutte le aziende, ma in particolare nelle aziende familiari, è un termometro dell'irrisolto, cioè delle cose che non sono state chiarite, allora molto spesso comunicare diventa molto complicato, perché diciamo, le famiglie molto spesso utilizzano anche i media per darsi dei messaggi fra i vari rami, non tutte, io sto parlando delle famiglie magari irrisolte, quelle di cui tu stai parlando nella comunicazione. E quindi quello che poi alla fine esce è un prodotto magari debole, e tu pensi che noi comunicatori non siamo capaci, ma invece c'è, come No, dire, tutto un, cioè c'è tutto no, un, no. come dire, ci sono dei problemi a valle, a monte. No, no, non volevo dire questo, volevo dire un'altra cosa, che spesso quando tu hai la richiesta di avere più interlocutori per la stessa famiglia, in realtà vuol dire che non c'è stata una scelta dentro la famiglia di chi è il capofamiglia. Mi sono espressa Esatto, cioè male. non è un tema, Questo, non è un problema di comunicazione, è un il problema problema sta... che non si sono definiti i ruoli all'interno della famiglia, perché laddove i ruoli sono definiti abbiamo casi virtuosi fantastici, posso citare anche i miei clienti, la famiglia Agnelli, Elkan, dove tutti sanno che John è il capo e quindi comunica lui, lì è molto facile. Ci sono invece molti esempi dove non si comunica perché poi c'è paura del giudizio degli altri membri della famiglia rispetto a quello che tu hai detto. Io ricordo un comunicatore di un grande gruppo, peraltro il mio cliente, che fu licenziato dopo una bellissima intervista del vicepresidente della Financial Times perché quell'intervista non era piaciuta al padre e ai cugini, quindi è un'intervista bellissima. Ecco, quindi già c'è la difficoltà nella famiglia e quando invece comunica al manager, come funziona? Perché Allora, stamattina l'abbiamo sentito, abbiamo visto questi due sì. aspetti, no? L'imprenditore e il manager. E allora, quando si comunica, cosa, cosa comunica l'uno, cosa comunica l'altro, come avviene? Allora, l'ideale sarebbe che ci fosse una polifonia, no? Nel senso che il manager parla dei temi dell'azienda, mentre l'imprenditore dovrebbe ritagliarsi il ruolo delle strategie familiari, della visione, anche magari altri temi. Tutto questo però deve essere chiaro fin dal principio, nel senso che bisogna che si sappia
che il manager può comunicare, che non è scontato, nel senso che io ho visto tanti casi di miei clienti, imprenditori che dicevano parole che avrebbero voluto che il management comunicasse, ma poi spesso l'intervista del manager non era così gradita ai loro occhi. Cosa succede? Che normalmente nelle grandi aziende familiari i management di lungo corso stanno abbastanza zitti, che è un peccato perché invece è un bene quando comunicano perché apportano competenze differenti e danno anche dei messaggi ai mercati, soprattutto al mercato della finanza, che sono importanti. Ecco, ma non c'è un tema che, sai che nelle foto poi sotto si mette, no? Nome dell'azienda, il manager, il nome della persona che ha parlato, no? E si identifica un po', no? La persona che ha parlato con l'azienda. E quindi diciamo che non è giusto, è anche un po' di naturale, un po' di gelosia. Io sarei gelosissima, te lo dico sinceramente. Ma se tu ci pensi, ci sono degli esempi virtuosissimi di manager e azionisti che hanno comunicato benissimo. Usciamo sempre, diciamo, da Treviso, dal Veneto. Se pensi sempre a Torino, l'avvocato Agnelli e Romiti comunicavano tranquillamente e nessuno pensava che uno potesse sminuire l'altro. Erano anche due personaggi molto, molto forti, però avevano competenze differenti, nessuno pensava che siccome Romiti andasse sui giornali l'avvocato Agnelli non contasse nulla, no? Quindi è una questione di È carattere, una di questione di aver consapevolezza risolto, anche. sì, è una questione, allora, sono due temi secondo me, è una questione di aver risolto i conflitti all'inizio. Poi bisogna anche che i manager capiscano che comunque in assoluto, anche se le aziende sono quotate in borsa, ma in particolare se le aziende sono controllate da famiglie, che l'azienda non è loro, loro sono degli esperti che vengono prestati per una fase della vita aziendale, ma che hanno il dovere di lasciare l'azienda possibilmente meglio di come l'hanno trovata, però come diceva giustamente anche prima Fabio Innocenzi quando si parlava di banche, poi sono spesso le famiglie che sono quelle che sono costrette ad andare a rimediare, a fare iniezioni di capitale e hanno il problema come dire, di risolvere i problemi. Ci sono stati anche tanti manager che hanno causato qualche problema e poi se ne sono andati da un'altra parte, spesso anche con grande successo. Però bisogna che ognuno abbia in mente il suo ruolo, ma questo vale per qualsiasi attività di comunicazione. Tu non puoi comunicare qualcosa che non è chiaro, perché alla seconda domanda cade il gioco, no? Ecco, io son partita dalla fine perché ovviamente ogni tanto faccio così e mi sono ma Ma io co ti seguo, ti conosco. lo so, noi ci conosciamo da moltissimi anni, ma ehm, e siccome appunto ci conosciamo moltissimi anni, io faccio il giornalista, lui fa il comunicatore, lui è rimasto lì e si è fatto venire il Covid. Ma no, io volevo sapere com'è il processo adesso, parlando seriamente. Cioè quando una Sì. famiglia viene, una società viene e vi chiede un piano di comunicazione, cosa guardate? Che tipo di due diligence fate? Perché anche voi dovete fare Sai, una la specie. due diligence, allora, ovviamente la principale due diligence che tu fai è parlare. Cioè, io dico spesso che un pezzo del mio lavoro è grande psicologia, cioè io devo parlare con le persone e capire cosa dicono, cosa non dicono, cosa c'è di detto, cosa c'è di non detto, quali sono i problemi che ci sono, perché magari spesso c'è apparente sintonia e poi la sintonia in realtà non c'è. E una volta che ho capito tutte queste cose, che abbiamo capito con i miei collaboratori, con i miei partner, tutte queste cose, allora si può fare un piano di comunicazione. Però è molto importante, prima di partire, che tu sappia la verità. E io dico sempre, noi siamo come i medici, se tu vai dal medico e dici che hai mal di gamba quando hai mal di dente, il medico fa un po' fatica a capire quello che può fare per te. Ma parlando con le persone e avendo anche esperienza, solitamente capisci anche il non detto, capisci, io poi ho la fama di essere uno abbastanza diretto, tant'è che a volte scompaiono, no? Ma quindi è importante, quando tu hai in mente questo, allora è tutto molto più facile, nel senso che sai, hai tutte le coordinate per partire
in un processo di comunicazione che ce ne sono tantissimi fatti molto bene, nel senso perché poi una volta che tu hai chiarito questo, che sono chiare le cose, e anche se magari cambiano nel tempo, perché le dinamiche delle aziende familiari cambiano, perché come cambiano le dinamiche nelle famiglie, non solo nelle aziende non familiari, ma nelle aziende familiari di più, perché come spesso si dice, il consiglio di amministrazione si fa la domenica a pranzo, quindi magari a pranzo cambia qualche cosa, no? Citando sempre un'azienda non del luogo, adesso è occupato in politica, ma il consiglio della Finive succedeva il lunedì ad Arcore e tutto poteva cambiare, anche quello che i manager avevano deciso nella settimana precedente. Quindi il talento di chi di chi si occupa di comunicazione è sapere non essere dogmatico, cioè tentare di capire sempre in qualsiasi momento per la approssimazione successiva qual è la cosa migliore per l'azienda da comunicare. Quando c'è una crisi, no? Molto spesso cerca di ignorarla in qualche modo, no? Eh, Ma perché una volta è venuto a fare una lezione in una master che tenevo e ha presentato uno schema da guerra che io ho detto, povera giornalista, io smetto di fare questo mestiere perché di fronte è impossibile contrapporre. Però il tema delle crisi è un tema molto importante. Quindi certo. come va affrontata una crisi che può essere una crisi della famiglia, una crisi dell'azienda? Beh, come dicevo prima, la si affronta avendo le notizie, avendo le informazioni. Beh, ci sono delle crisi che sono evidenti perché esplodono sul mercato per fatti, quindi quello è facile. A volte le crisi sono intere e non lo sai, quindi diciamo il cliente intelligente è quello che ti avvisa. E nel momento in cui tu sai esattamente quello che sta per succedere, si fa una bellissima SWOT analysis, abbiamo delle chart fantastiche in cui andiamo ad analizzare tutte le cose che vanno fatte, tutte le cose che vanno dette, tutte le persone che vanno informate rispetto alle cose che vanno dette. Poi c'è tutta una parte ovviamente digitale, noi abbiamo anche una società che si occupa di ingegneria reputazionale, quindi facciamo un'analisi di tutto quello che c'è sul web e di tutto quello che gli stakeholder dell'azienda eh, pensano, possono dire o stanno dicendo sui social e sul web rispetto all'azienda o a quel problema e alla famiglia, e a quel punto poi si va con un piano di comunicazione che io dico sempre, i piani di comunicazione non sono dei piani quinquennali sovietici, nel senso che cambiano continuamente. Non puoi fare questo mestiere se non sei flessibile, se non hai una testa flessibile. Hai parlato della parte digital, no? Effettivamente Mm. il digitale ha disintermediato in qualche modo la comunicazione, l'abbiamo visto nei giornali. Nella comunicazione, come è cambiato la strategia di È comunicazione, sempre cambiato. parlando di aziende familiari, perché poi, sai, sui social tu metti anche tutte le tue cose personali, no? Allora, voi le controllate, non lo so. Allora, sì, hopefully, nel senso che ovviamente noi diciamo a tutti, guardate che qualsiasi cosa che voi mettete sul social, alla fine è la fotografia anche dell'azienda. Però, paradossalmente, le aziende, soprattutto quelle magari un po' più giovani, sono molto più bravi a gestire i social rispetto a come erano a gestire i media tradizionali. Quindi i social sono davvero importanti, noi aiutiamo tutti ad aprire i loro canali. Ovviamente bisogna sempre tenere conto che è un media, quindi non è che è il media che fa la strategia, tu hai una strategia e la declini secondo i vari media. Soprattutto bisogna anche stare un po' attenti ad alcuni media, per esempio io non consiglio quasi mai Twitter, perché Twitter è un Ah. media che ti porta magari anche a polemizzare, a dire delle cose che poi potresti anche pentirti di aver detto. Senti, che consigli dobbiamo dare? Essere trasparenti, chiari, quindi dire Quello le è il consiglio cose. che dai tu, no, Che do no, io? nel Ah, io senso sì, che certo, ovviamente, io devo scrivere, come quindi giornalista, no, eh, no, devono sì, essere bisogna trasparenti con te. essere, esatto, no, bisogna C'è sempre uno capire che, scontro su questo. bisogna capire che in quest'epoca non si può più non comunicare. Questo è una cosa che si poteva fare prima dell'avvento dei social. Con l'avvento dei social, se non comunichi tu, comunicano gli altri per te. Quindi
è un aspetto della vita dell'azienda o della famiglia, che è importantissimo. Ma io devo dire che io sono 21 anni che faccio questo mestiere, è cambiata tantissimo, cioè adesso lo sanno tutti, non c'è più quasi nessuno che pensa che comunicare sia una cosa brutta perché poi dopo c'è qualcuno perché non ci si può mettere in mostra, questo era tipico soprattutto degli imprenditori veneti di prima generazione, che sembrava che ti volessi mettere in mostra comunicando. Invece adesso se non comunichi finisce che qualcun altro comunica anche per te e cambiare la percezione quando l'azione è partita da qualcun altro è molto più complicato. Ecco, però c'è un limite, c'è un equilibrio, perché devi, come dire, puoi comunicare in eccesso, trovare l'equilibrio tra la comunicazione, comunicare nel modo giusto e non ostentare, no? Perché poi chiaramente i social ti portano con sé tutta una tematica di leone da tastiera, gli odiatori, eccetera, Esatto. eccetera, no? Ecco, quell'equilibrio, quando vedi che si sta rompendo, cosa fate? Noi avvisiamo, o avvisiamo per esempio quando cambia l'atmosfera intorno, il mood. Ti faccio un esempio, noi per tanto tempo si è comunicata, adesso se ne è parlato anche prima, la sostenibilità delle aziende, che è un tema fondamentale, importantissimo, ottimo. Io in questo momento diciamo, ai miei clienti sto consigliando di frenare un pochino, perché quando la gente non paga la bolletta, fai fatica a dirgli che è bello avere le auto elettriche piuttosto che perché diciamo ci sono delle altre priorità e questo l'intelligenza è capire prima quello che sta succedendo, nel senso di riuscire a girare la comunicazione dell'azienda in modo da non finire contro il muro. Poi bisogna anche avere misura, ma questo vale nella vita, io penso sempre che la misura valga per tutto, anche perché poi dopo un po' io dico sempre che la verità ti raggiunge, no? Quando l'altro giorno si è visto il filmato della Colf della Ferragni che stava, adesso puoi fare un ultimo sorriso, poi ti do la merenda, e come dire, era evidente che quei filmini fossero, come dire, non esattamente spontanei. Per- Anche lì è un caso di misura, quindi bisogna sempre avere misura in qualsiasi cosa fai. C'è stato un momento in cui hai detto: "Beh, se andiamo avanti così io non faccio più la vostra comunicazione"? Abbiamo 2 Ah, soli minuti, quindi facilissima la risposta. tantissime volte, tantissime volte, io dico sempre che vivo della mia reputazione, per cui se tu mi chiedi di fare una cosa che io reputo sbagliata, io non la faccio. Nel senso, io faccio il consulente, io ti posso consigliare una cosa, tu puoi anche decidere che non la fai perché io do consigli, l'azienda è tua, ma tu non puoi chiedermi di fare una cosa che io reputo sbagliata perché poi dopo, come dire, pago della mia reputazione e ti sto dando e ti sto facendo fare un errore. E io penso che l'onestà di chi fa il mio mestiere, anche se magari poi finisce che perde il cliente, è dirgli la verità, sempre. Quindi la verità a voi, ma non ai giornalisti, va bene. No, ai Okay. giornalisti la verità, ma a spizzichi e bocconi, non tutta, se no poi dopo cosa Noi fate dopo? bisticciamo sempre, sempre, sempre. È un equilibrio difficilissimo da trovare, perché comunque abbiamo dei ruoli diversi e quindi il giornalista ha il lettore come suo punto di riferimento e quindi voi invece avete il vostro cliente. Senti, ti ringrazio tantissimo di avermi lasciata Grazie a tutti sola. No, e no, no, di avermi lasciata so che è un grande sola. successo. No, no, scusami, ma So che è un grande successo, che c'è tantissima gente, sono molto contento. sì, sì. Abbiamo Grazie a tutti. finito anche prima, va bene, perché adesso abbiamo anche abbiamo un altro una cosa difficile. Sì, sì, esatto. Bacioni, Bocca al mi lupo, ciao. raccomando, grazie. Ciao Laura. No, il rapporto tra i giornalisti e i comunicatori è un rapporto difficilissimo. Adesso vi prego di credermi, che non è così, soprattutto quando ci si conosce. E dopo una certa età è inevitabile conoscersi, perché è una questione, diciamo, che dà il fatto che quando scrivi un articolo è uno, quando ne scrivi 2000 è diverso. Allora, adesso abbiamo un